E anche per il Matera è arrivato il giorno della vendetta, prima vittoria interna della stagione dopo 5 pareggi. Il gol vittoria è stato di Gigi De Rosa al 26esimo della ripresa, direttamente su calcio di punizione. In ritardo il portiere siciliano che non ha potuto far altro se non accompagnare in rete il pallone. Un gol per cancellare l'incubo di un altro pareggio interno che stava prendendo corpo con quel Siracusa duro in difesa e abbastanza efficace a centrocampo e in avanti. Uno 0-0 che gli uomini di Lombardo stavano conquistando in verità con pochissimo sforzo. Per loro solo un'azione da gol al 20° del primo tempo con questo perfetto colpo di testa di Limetti neutralizzato con grande tempismo dal portiere materano Bruno. Di fronte a quest'unico assalto portato verso la porta materana e alla gran mole di lavoro svolto dai biancazzurri di casa, quel nulla di fatto che cominciava a materializzarsi aveva tutto il sapore della beffa. Un buon avvio dei padroni di casa aveva fatto pensare addirittura ad un facilissimo aggancio alla vittoria, invece dopo le conclusioni di Toledo all'8°, di Bitetto dopo appena 2 minuti e di Landonio al 9°, il Matera era quasi uscito di scena. Siracusa efficace nelle contromosse e manovra materana imbrigliata in una ragnatela di centrocampo nonostante la gran fatica di De Rosa e D'Ermilio, autentici mattatori di una battaglia per conquistare i primi 3 punti interni della stagione. Ma sugli scudi ci va tutta la squadra lucana che in fatto di determinazione e di generosità ha mostrato livelli altissimi. Anche il gioco ha assunto finalmente fisionomie diverse, se non altro c'è meno confusione nella manovra mentre il pallone viaggia spesso con continuità ed efficacia. Dunque uno 0-0 cancellato a denti stretti. D'Ermilio al 16° ci aveva provato dal limite, ma Marcon aveva deviato sui piedi di Toledo. Palla verso De Rosa e nuovo guizzo del portiere aretuseo a bloccare la sfera. Al 23° Landonio, gran botta e palla che si stampa sul palo. Poi il gol liberatorio. Matera che finalmente comincia a far quadrare i propri conti. Per il Siracusa un risveglio tardivo. Attacchi in massa, una volta in svantaggio ma troppo tardi, senza più la lucidità necessaria. Aver guardato al pareggio come all'unica occasione valida della partita per Lombardo è stata una punizione e forse anche meritata. Con quella squadra poteva osare senz'altro qualcosa di più.